Eder. Mech. Pallister. Nel caso Liliana Resinovic siamo arrivati alla fase in cui perfino la pazienza sembra chiedere una proroga. E naturalmente, come spesso accade nei grandi misteri italiani, la proroga arriva prima della verità, con puntualità svizzera e passo da lumaca in pensione. La novità non è soltanto tecnica, non è soltanto l'ennesimo incarico affidato per cercare impronte sui sacchi neri che avvolgevano il corpo di Liliana. La vera notizia è politica, giudiziaria e umana. I familiari della donna, attraverso i loro legali, hanno deciso di non partecipare all'udienza davanti alla GIP, non per disinteresse, esattamente il contrario, per protesta. Gli avvocati Nicodemo Gentile, Federica Obizzi e Antonio Cozza, che assistono rispettivamente il fratello Sergio, la nipote Veronica Resinovic e la cugina Silvia Radin, hanno fatto sapere che il procedimento può andare avanti anche senza le persone offese. Tradotto dal burocratese al terrestre, dopo anni di attesa, memorie, richieste, collaborazioni e speranze consumate, la famiglia ritiene di aver già dato tutto quello che poteva dare. E qui il tono cambia, perché i legali parlano di tempi ormai irragionevoli, di una scarsa attenzione verso Liliana, definita l'unica vittima di questa vicenda, e di un contributo ormai non più necessario, Nemes. Non è una frase da calendario giudiziario, è una porta sbattuta, con educazione, certo, ma sbattuta. Il punto più duro è sui nuovi accertamenti. La GIP ha conferito l'incarico per verificare eventuali impronte palmari, digitali o di guanti sui sacchi neri. Dovranno occuparsene Roberto Gennari e Maurizio Sticchi, con risultati attesi entro l'8 ottobre e discussione fissata, salvo altri inchini al dio del rinvio per il 30 ottobre. La famiglia però non applaude. Anzi, i legali sostengono che il fascicolo contenga già elementi sufficienti per decidere in qualunque direzione e contestano l'utilità di nuovi esami su sacchi che, secondo la loro impostazione, sarebbero stati maneggiati da troppe persone. Il concetto è semplice. Se un reperto ha fatto più passaggi di una valigia smarrita in aeroporto, forse aspettarsi da lì la rivelazione definitiva rischia di diventare un atto di fede più che un atto tecnico. La frase che resta è quella più pesante. Questo percorso lumaca rischia di soffocare la verità. E nel caso Resinovic, la parola soffocare pesa più del solito, perché Liliana è stata trovata senza vita, avvolta nei sacchi, dopo essere scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021. Non è la prima volta che Sergio Resinovic manifesta rabbia e sfiducia. Nelle scorse settimane aveva già detto di non credere più nella giustizia, di sentirsi preso in giro dall'ennesimo rinvio e di iniziare a pensare male. Parole durissime, ma difficili da liquidare come semplice sfogo, perché arrivano dopo quasi 5 anni di attesa e dopo una vicenda che ha cambiato pelle più volte. Prima ipotesi suicidaria, poi nuovi accertamenti, poi omicidio, poi perizie, poi rinvii, poi ancora perizie. Sergio aveva anche parlato della propria stanchezza fisica e mentale, della paura che il tempo cancelli persone, ricordi, energie e testimoni. Una frase, più di tutte, fotografa il suo stato d'animo. La paura che si aspetti una specie di selezione naturale fino a quando chi chiede verità non avrà più la forza di chiedere nulla. Cruda, amara, terribile. Ma nel vocabolario di un familiare che aspetta da anni, anche la disperazione finisce per diventare documento. Nicodemo Gentile, dal canto suo, non ha usato carezze. Ha già contestato in passato la lentezza dell'inchiesta, ricordando che solo nel 2025 si è arrivati a parlare formalmente di omicidio. Ha insistito sui telefoni, sulla GoPro, sui reperti, sui passaggi che secondo la famiglia non sarebbero stati valorizzati con la necessaria decisione. E soprattutto ha ripetuto un concetto: non si può restare per sempre nelle sabbie mobili, o si archivia o si chiede il rinvio a giudizio. Ma un'indagine infinita non è una risposta. È un corridoio con le luci accese e nessuna porta aperta. Nel frattempo, la procura ritiene invece necessari gli approfondimenti. Ed è qui che il caso si incastra nel suo paradosso perfetto. Da una parte la necessità tecnica di completare accertamenti complessi. Dall'altra una famiglia che vede in ogni nuovo esame non una speranza, ma un ulteriore slittamento. La scienza chiede tempo. Il dolore, invece, lo ha già finito da un pezzo. I legali dei familiari hanno anche ammonito che Liliana non verrà dimenticata e che la verità non dovrà essere deformata. Parole nette da leggere dentro un messaggio più ampio. Da oggi Sergio e gli altri familiari sembrano voler onorare Liliana in un altro modo.
non più inseguendo ogni passaggio tecnico di un procedimento che considerano ormai esasperante. E allora la domanda diventa questa: i sacchi neri possono davvero parlare dopo tutto questo tempo, oppure stanno diventando l'ennesimo simbolo di un'inchiesta che continua a girare attorno al proprio centro? Perché il punto, alla fine, non è soltanto sapere se su quei sacchi emergerà un'impronta. Il punto è capire se, dopo quasi 5 anni, lo Stato è ancora in grado di dare una direzione chiara alla morte di Liliana Resinovic. Non una promessa, non una proroga, non un altro calendario da aggiornare, una direzione. Perché le famiglie delle vittime, a forza di aspettare, non chiedono più nemmeno miracoli. Chiedono una cosa molto più semplice e molto più difficile: che qualcuno dica finalmente dove sta andando questo processo, e magari, se non è troppo disturbo, prima che anche la verità venga archiviata per decorrenza emotiva dei termini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.